È il primo lavoro di tutta la mia vita, è il primo anno che ho lavorato, quindi il primo anno che ho un po' di soldi e mi ha fatto molto piacere perché il lavoro in Sardegna è difficile trovarlo. A un certo punto abbiamo visto certi bagnini nelle spiagge e questi qui cercavano di chiamarci a noi bagnini per salvare a questi bagnanti. Allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo intervenuto noi e siamo andati a recuperare questi bagnanti. Io e Alessandro Concas ci siamo buttati e li abbiamo salvati. Era il mio sogno diventare bagnino. Alla fine l'ho realizzato. Sono diventata bagnina. Io mi chiamo Inetta Damu, ho 20 anni, sono a casa, ho un nipotino, meno male che sono diventato zio. Io mi chiamo Gabriele Cucu, abito a San Gavino, ho 25 anni, ho fatto magistrale per 4 anni. Attenzione, è vietato attraversare il binario. E poi ho fatto il corso di bagnino. Adesso sono uno dei salvataggi. Mi piace tanto. Pensavo che non riuscivo a essere bagnino proprio. Pensavo che non riuscivo a superare il corso. E invece ce l'ho fatta. Abito a Serargio, Sabito, ho 26 anni, ho fatto la scuola borghiera, ho fatto. Mettete sul tavolo. Dove c'è il ghiacciolo, mettete sul ghiacciolo. Tieni giù. Sono cercando di qualche posto per trovarlo. Forse in qualche mensa. Chissà. Riprende che sono mio amico. Francesco! Mi chiamo Roberto Paderi, vengo da Cagliari, resido a Cagliari, nato a Cagliari il 18/03/1977. Da grande ho imparato a fare il bagnino, piano piano.
Nell'estate 2003 ho effettuato le selezioni dei ragazzi. Il giorno in cui li ho convocati è stato naturalmente il loro primo incontro, è il nostro primo incontro. Di fatto i ragazzi erano molto entusiasti del fatto di inserirsi in un contesto così particolare come può essere uno stabilimento balneare. I genitori sicuramente non si aspettavano qualcosa di così grande o di effettivo, ovvero un vero e proprio inserimento lavorativo dei ragazzi. E a voce, un'altra volta. Ancora, bravo. L'anno scorso abbiamo fatto la corsa dei bagnini. Liscia esce dal pozzo. Fa un giro intorno all'albero. E rientra. Eravamo in 7. Giusto. Perché magari vi trovate in una situazione in cui Eravamo tutti uniti. questo è il risultato finale, guardami. Qui c'è una sorta di parlato. E abbiamo passato un'estate bellissima. Per frequenza, ragazzi, si intende? Ritmo. Non riesco a valutarlo da qui. Aspetta. Il giorno dell'esame e stavo pensando, lo passo o non lo passo? L'esame della piscina è stata molto difficile, però era abbastanza costretto perché sono riuscito a superarla l'esame. La parte più difficile è stata la voglia, secondo me. È un po' emozionato. Cosa c'è dentro l'accido? Dentro il cuore? Proprio perché poi est, levante, i polmoni. Lo sciroppo da dove arriva? No, da est. No, io non avevo paura, avevo studiato con la mia compagna, Irga Valle, insieme a lei, così noi abbiamo seguito il libro, quello che si dice il libro, finché abbiamo avuto l'esame di pratica, siamo stati bravissimi insieme. E alla fine l'ho passata. Poi ci vediamo. Bini è una carissima amica mia, è molto gentile e simpatica, faceva anche ridere, andavamo molto d'accordo. So che mi dispiace che non c'è neanche lei che è diventata bagnina. Sono stato campione italiano. Ah, buona domenica. No, Dove sei andato a gareggiare? sono a Pesaro.
i campioni italiani. Mauro Muscas mi è dispiaciuto perché non ha superato il corso. Vabbè, anche Berni mi è dispiaciuto perché lei è una carissima amica. Bravo. E si pagano i Ok. baci. Va bene, bravi ragazzi. Per oggi basta. Deciso di dire come i mesi più chiari. Bel voce. No, ci sta a fare con i nuovi clienti, anche con la colonia, con tutte le responsabilità. È un bravo bagnino, sta studiando sempre, fa ripassare anche Walter, il suo collega, e si diverte lavorando con i bambini. Sì, direi che è un bravo ragazzo. Praticamente è responsabile, molto responsabile, controlla, gli piace fare il lavoro pratico, entra in acqua con i bambini, insomma è autosufficiente. Una mattina il bambino è tornato a portare in acqua e controllarli un po'. E basta. Entri in acqua con loro? Sì, entra in acqua con loro. Vabbè, sono piccolini, ce l'ho lì, c'è la cosa, tutto un grande. Stavo guardando la mare, ho sentito una persona gridare, cercava aiuto, proprio nella parte sinistra. L'ho salvata, una signora. Ho corso, ho lasciato la scarpa e il cappellino e ho corso fino a lei e l'ho portata in riva e ho chiamato Francesco, il mio collega, per portarla fuori. Ho lavorato come cameriera via Fracastoro, ho 3 qualifiche: salamara, ricevimento e cucina. 2 anni fa ho lavorato come barista in via Barcellona, ma è la prima volta che ho guadagnato dei soldi. Sto cercando di inserirmi nel mondo del lavoro, vorrei avere una specializzazione, fare una laurea, così io sono perché posso lavorare ancora di più.